straordinaria, buongiorno, buona domenica, ben ritrovati a tutti voi. Allora, oggi è la festa di San Valentino e anche di San Valentino oggi parleremo, un San Valentino al tempo del Covid, quindi insomma sicuramente avremo modo di fare una riflessione, avremo collegata la vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi, parleremo anche di politica con delle riflessioni con i nostri rappresentanti di politica locale sul governo e sulle sue priorità. Ma partiamo subito invece toccando un po' il tema sanitario, facendo il punto sui contagi nella Marca Trevigiana ma anche sui vaccini. Abbiamo collegato il direttore generale Francesco Benazzi. Direttore, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, grazie per essersi collegato anche in questa domenica. Direttore, è arrivata un'ANSA davvero da pochi minuti che dice che altre 424.000 dosi di vaccini anti-Covid sono state consegnate in tutta Italia e sono a disposizione delle regioni per essere somministrate. Lo ha fatto sapere il Ministero della Difesa. Partiamo da qua. La campagna vaccinale sulla popolazione parte martedì. A che punto siamo? Guardi, noi abbiamo fatto in queste giornate tutti i disabili e quindi abbiamo chiuso il ciclo disabilità, centro di salute mentale, minori e naturalmente tutte le RSA. Stiamo attendendo il vaccino di AstraZeneca che dovrebbe essere arrivato a Venezia, sarà distribuito lunedì e poi partiremo con la campagna anche ovviamente con la popolazione di insegnanti, partendo dalle scuole dell'infanzia. Anzi, risalendo, sono circa 15.000 che saranno vaccinati nell'arco di un paio di settimane. Quindi, aspetti, non so se... E poi, ovviamente, arrivando l'AstraZeneca, partiremo anche... Direttore, la sentiamo male, direttore? Sì, lo so, perché non prende male qui. Allora, lei ha detto, giusto per chiarire anche con i telespettatori, che si parte dalle scuole d'infanzia per salire, no? Con AstraZeneca. Esatto, sì, per salire. No, partiamo con le scuole d'infanzia con AstraZeneca, cioè chiaramente le scuole vengono fatte con AstraZeneca. Certo. E si parte insomma dagli insegnanti delle scuole d'infanzia per poi andare fino alle scuole superiori, per capirsi, sì. E sono circa 15-16.000 vaccinazioni. Perfetto, allora voi avete già avuto la conferma, perché un'altra notizia che leggiamo questa mattina sui giornali è quella della non risposta alla prima chiamata di almeno 330 operatori della sanità trevigiana. Stiamo parlando di, non so, infermieri, odontoiatri, cioè operatori che lavorano nel settore anche privato ma della sanità trevigiana. Lei ha denunciato un po' questa cosa. Ci conferma i numeri e che cosa avete intenzione di fare? Come ci si comporta adesso di fronte a queste persone che non hanno risposto alla chiamata del vaccino? Beh, chiaramente saranno ricontattate per essere vaccinate, diamo loro una possibilità di un'altra giornata, perché magari avevano dei problemi personali o altre situazioni che avevano avuto il Covid, eccetera. Se per caso non rispondono anche a questa chiamata, chiaramente siamo obbligati a segnalarli agli ordini degli infermieri e all'ordine dei medici, che poi prenderanno i provvedimenti del caso e naturalmente dovremo prendere i provvedimenti anche noi. Ma direttore, sono persone che possono essere licenziate? Beh, non arriverei a questo, sicuramente messi in condizione di non essere a rischio per gli altri, quindi in situazioni dove... Abbiamo qualche problema di collegamento. Interpretiamo noi insomma sostanzialmente il ragionamento del direttore Benazzi quando sottolinea il fatto che queste persone lavorano e il loro lavoro è il loro obiettivo, l'obiettivo del lavoro è la salute pubblica e quindi di fatto non potrebbero esimersi in una situazione di contagio come questa nel sottoporsi alla somministrazione del vaccino. Direttore, ancora con noi? Sì, sono con voi, chiedo scusa, ma avevo chiamate in sottofondo e quindi è partita la linea, sì, certo. Non si preoccupi, insomma, lei sta lavorando tanto e anzi la ringraziamo per lo spazio che comunque riesce a dedicarci sempre. Si diceva, non c'è nessuna legge che dice che questi operatori possono essere licenziati, però sta agli ordini professionali decidere come muoversi?
gli ordini possono sospendere e quindi anche noi poi li sospendiamo dal lavoro senza stipendio, chiaramente. Poi vedremo di trovare anche, coordinarci per trovare delle soluzioni per fare in modo che le persone si vaccinino. Devo dire anche che di fronte anche a tanti che manifestavano questa intolleranza al vaccino, alla vaccinazione, poi queste situazioni si sono risolte, visto che ovviamente è dimostrato che il vaccino non crea problemi. Certo, insomma, quindi questa cosa è stata dimostrata, direi che nella prima tranche di vaccinazione più del 90% di operatori sanitari è stato vaccinato, ce lo conferma? Sì, il 95% per essere esatti. Ecco, 95%. Torniamo sugli insegnanti, no? Ci sono nuove classi in quarantena, mi pare che siamo passati dalle 69 agli 87 i casi in cui c'è un positivo all'interno delle scuole, quindi osservati speciali ancora alle scuole. Lei è d'accordo su accelerare nella vaccinazione dei professori? Sì, sono d'accordo, anche se le due cose non sono collegate tra loro, chiaramente. Certo. Noi andiamo a proteggere i professori perché c'è il rischio che gli studenti siano dei portatori, come dire, sani, cioè senza sintomi, asintomatici, per cui andiamo a proteggere loro e le loro famiglie, ovviamente, quindi sono pienamente d'accordo. Contemporaneamente, col sistema adesso che è il piano che ha attuato la Regione Veneto per ovviamente contenere i contagi in classe, facendo fare il tampone Aspetti, dobbiamo riprendere questo ragionamento. Prego. No, sì, l'abbiamo sentita male nel momento in cui lei diceva il sistema della Regione Veneto che partirà con questi tamponi a campione, ovviamente nelle classi. Questo già la fa ben sperare sulla possibilità di contenere la diffusione del virus? Assolutamente sì, perché così vediamo il diffondersi reale all'interno e riusciamo a isolare e fare contact tracing, cioè quindi chiaramente verificare tutti i contatti che loro hanno avuto e isolare anche questi contatti. Senta, la spaventa un po', adesso Draghi sta lavorando con il nuovo ministro Bianchi per un ritorno totale in presenza, la spaventa un po' una possibilità di questo tipo alla luce dei dati, insomma con la riapertura delle scuole, le lezioni in presenza, la spaventa un po'? No, non mi spavento se ognuno poi delle persone si comportarsi in modo corretto, e soprattutto non mi spaventa perché mi pare che il Presidente Draghi abbia promesso, ecco, come una delle prime cose, di procurare il vaccino per tutti, in modo tale da darci la possibilità di fare una campagna vaccinale estesa in tal modo riusciremo nel giro di vaccinare. Direttore, le facciamo un'ultima domanda perché il collegamento è un po' disturbato, riusciamo a capire i concetti di quello scarso, che ci... Sì. Non si preoccupi. A proposito di questo, a proposito dei vaccini, lei ha visto insomma la battaglia del governatore Zaia che vuole andare avanti, no? L'offerta è arrivata, è un'offerta scritta, ci sono dei vaccini per i veneti. Lei pensa che insomma Draghi, con l'obiettivo di vaccinare più persone possibile, possa dare questo via libera? È quello che voi vi augurate? Beh, noi ce l'auguriamo, anche perché se Arcuri è in ritardo, l'Europa è in ritardo, ha ragione il Presidente Zaia a dire mi compro i vaccini, come spesso ha fatto anche per altre cose, anticipando i tempi, in modo tale da garantire la gente, le persone e renderli immuni. Quindi ha pienamente ragione. Io spero che il Presidente Draghi accolga, ecco, questa proposta del Presidente della Regione in modo tale da aiutarci a uscire da questa pandemia. E questi vaccini a chi dovrebbero andare secondo lei? Quelli che arriveranno, se arriveranno? A tutta la popolazione. Noi non dobbiamo dimenticare che dobbiamo creare l'immunità di gregge, quindi prima alle persone più fragili, chi ha patologie ovviamente croniche soprattutto, poi gli anziani ovviamente, e poi naturalmente tutta la popolazione, in modo tale da creare l'immunità di gregge. Popolazione, si parte martedì, quanti ne vaccinerete?
Allora si parte da martedì con la classe 41 e nel giro di una settimana vacciniamo circa 7.500 persone. Ultima domanda, poi davvero la lasciamo lavorare, direttore. Che cosa risponde alle classi 38-39 che hanno lamentato il fatto di non aver ricevuto priorità nella somministrazione del vaccino, quindi possiamo dire più anziani, novantenni? Diciamo che si è partito da una cohorte, poi si risale, possiamo dire, nel giro di pochissimo tempo, quindi nel giro di massimo un mese arriveremo anche a loro. Ecco, quindi insomma è davvero questione di tempo, ma si arriverà a tutti, e nella speranza insomma che il progetto del governatore Zaia, che è già sulla carta, quindi insomma sarebbe già fattibile, possa essere attuato. Grazie direttore, grazie per la sua disponibilità. Voi, grazie, buona giornata, grazie. Buona giornata a lei. Allora la rileggiamo questa notizia: 424.000 dosi di vaccini anti-Covid sono state consegnate in tutta Italia, sono a disposizione delle regioni per essere somministrate. Lo ha fatto sapere la Difesa, che ha concluso il trasferimento nelle 102 destinazioni indicate di 292.800 dosi del siero AstraZeneca, 132.000 di quello Moderna, arrivate tra l'11 e il 12 febbraio a Pratica di Mare. Per il trasporto e la consegna sono stati impiegati circa 60 militari, 20 mezzi dell'esercito, 20 mezzi di SDA e un velivolo C-27 dell'aeronautica militare che è atterrato in Sardegna. Tutti i trasporti sono stati scortati dai carabinieri e il direttore Benazzi ci ha appena confermato: sono arrivati i vaccini a Venezia. Dunque il piano vaccinale, così come è stato pensato e strutturato dalla Regione Veneto, va avanti. Quello che ci si augura, e che si è augurato anche il direttore Benazzi, è che il nuovo esecutivo Draghi dia il via libera a questo progetto di fatto autonomo della Regione Veneto, ma non solo, perché anche altre regioni stanno contattando il Veneto, di approvvigionamento di vaccini possa essere autorizzato, e questo significherebbe sicuramente molto nella gestione della diffusione del virus. Ora siamo in attesa di collegarci 12:12 con Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso, per cercare di capire come sta andando questa domenica, seconda domenica del Veneto in area gialla. Intanto chiedo alla regia se può far vedere ai telespettatori, mandare in onda il servizio Gente Assembramenti, realizzato da Nicola Marcato ieri a Treviso, per raccontarvi come è andato il sabato trevigiano, e poi con Gallo faremo il punto su questa domenica. Ore 16:22, calma maggiore. La gente si riversa in centro storico, complice la bella giornata, e di centri commerciali e outlet con le serrande abbassate. Anche questo sabato non è stato fatto nessun blocco della Polizia Municipale. Unici freni all'assembramento in città è stato il freddo e l'ordinanza regionale che vieta dalle 15 la consumazione di bevande e alimenti in piedi. Tante le persone in fila fuori dei negozi per le svendite o per trovare un posto in uno dei numerosi plateatici. State aspettando un posto per sedervi, per consumare qualcosa? Sì, stanno finendo di bere, stiamo aspettando che si liberi un tavolo e adesso vorremmo entrare, ovviamente rispettando tutte le regole. Nonostante i controlli delle forze dell'ordine e della protezione civile, non sono in pochi ad essere preoccupati della situazione. Non è una bella situazione. Ci sono i ragazzi, credo che non si rendano conto della gravità del problema. Per cui li vedo sciolti, tranquilli, con la mascherina, quello sì, però non sono molto attenti. Siamo pieni di gente qua, non so come vada a finire. Io dico che chiuderanno. Dicono che non ci devono essere gli assembramenti. Prova a fare un giro un momentino qua della città, cosa ci sono. Anche qualche ragazzo la pensa nello stesso modo, almeno davanti alla telecamera. Ma vi sembra che ci siano degli assembramenti oggi? Decisamente. Che cosa ne pensate a riguardo? Che si potrebbe richiudere tutto di nuovo. Alcuni genitori nel frattempo festeggiano con i loro bambini il carnevale in Piazza dei Signori. Un po' di vita non è male, anzi meglio che la solita confusione. E poi è anche bello lanciarsi coriandoli e ritrovare gli amici. Allora, questa era a Treviso. È collegato il comandante Andrea Gallo, me lo confermate dalla regia?
Sì, allora tra pochissimo ci colleghiamo con lui. Avete visto, questa è stata la città di Treviso ieri pomeriggio, abbiamo ancora delle immagini, dei video da farvi vedere. Adesso cerchiamo un po' di capire con il comandante come è stato organizzato il controllo sul territorio per questa domenica. Vi ricordo che non sono entrati in funzione i varchi che di fatto ci sono nel piano trevigiano per la sicurezza e per garantire il distanziamento sociale, però non sono entrati in funzione. Anche il sindaco Mario Conte ha detto: sono pronto a chiudere il Calmaggiore qualora il distanziamento sociale non sia garantito, ma questo non è successo, quindi sostanzialmente possiamo dire che è andata bene. Comandante, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, c'era gente, chiaro, è una bella giornata, è un bel weekend immagino. Intanto ci racconta come sta andando a Treviso in questa domenica. Diciamo che la giornata di oggi è un po' la fotocopia di quella che abbiamo visto ieri, quindi c'è una bellissima giornata di sole, quindi questo invoglia ad uscire di casa. La città è molto frequentata, ci aspettiamo naturalmente che anche oggi pomeriggio ci sia molta gente, però siamo pronti con tutti i servizi che abbiamo proposto ieri. In quali situazioni scattano i varchi? Cioè come procederete eventualmente per attivarli? Sì, abbiamo la centrale operativa con un operatore dedicato che controlla attraverso la videosorveglianza se ci sono assembramenti. Ripeto che gli assembramenti sono tali quando la gente non rispetta il metro di distanza, quindi c'è una calca di persone tale appunto da non garantire il metro di distanza. Se c'è invece, come abbiamo visto ieri e come potete vedere dalle immagini della nostra videosorveglianza, ampi spazi e quindi la gente si può muovere tranquillamente, questo non è un assembramento, perché l'assembramento di fatto è statico e quindi non è necessario chiudere i varchi. Quindi ieri non l'abbiamo fatto perché, ripeto, sia dalle immagini della videosorveglianza ma anche dai sopralluoghi che ho fatto io stesso assieme agli agenti si rispettava il metro di distanza e non c'erano assembramenti statici, per cui non c'è stata la necessità di chiudere i varchi. Senta, osservati speciali sono i plateatici, non sono state elevate multe ieri, ce l'avete raccontato, quindi sostanzialmente possiamo dire che la gente si sta comportando bene, cioè ha interiorizzato un po' quelli che sono i comportamenti corretti da mantenere. Sì, sicuramente l'ordinanza che ha firmato il Presidente della Regione Veneto ha aiutato moltissimo ieri, perché le situazioni di plateatici con persone in piedi che bevevano, che abbiamo poi registrato sabato scorso, situazioni che comunque erano regolari perché non c'era nessuna norma che lo vietava, ieri non l'abbiamo visto. Quindi l'ordinanza regionale ha funzionato perfettamente e quindi i plateatici sono stati utilizzati dalle 15 in poi con gli utenti seduti regolarmente, quindi non c'è stata necessità di elevare alcuna sanzione. Abbiamo fatto, come abbiamo preannunciato ieri mattina, una grande azione di informazione, di sensibilizzazione in tutti i bar del centro ma anche dei quartieri, e quindi abbiamo trovato una grande collaborazione da parte degli esercenti, cosa che abbiamo registrato comunque in tutti questi mesi, e quindi il loro senso di responsabilità, il senso di responsabilità dei cittadini e la nostra presenza, ovviamente assieme alle altre forze di polizia, ha fatto in modo che ieri la città di Treviso potesse reggere il notevole flusso di persone che sono arrivate in centro. Allora, la multa con provvedimento di chiusura per 5 giorni, la più recente, è stata elevata alcuni giorni fa in un locale bar e tabaccheria in zona Terraglio. Quello è l'unico caso, possiamo dire, no? Poi ce n'è stato anche uno a novembre, ma di locali che continuano a dare da bere oltre le 18. Forse questo il divieto che è stato più infranto, possiamo dirlo? Diciamo che no, non possiamo confermare che è stato il divieto che è stato più frequentemente infranto, perché devo dire che gli esercenti si sono comportati molto bene, cioè sanno che quelle sono le regole. Esattamente, quindi sanno che quelle sono le regole, sanno che le forze di polizia controllano e c'è anche l'occhio vigile dei cittadini, perché il caso avvenuto sul Terraglio è stato mosso anche da molte telefonate che abbiamo ricevuto dopo le 18:30, quando c'era questo locale che aveva ancora degli avventori che stavano bevendo. E questo è anche un atto di rispetto nei confronti delle persone e degli esercenti che mantengono il locale chiuso dopo le 18, quindi il fatto di sanzionare un locale significa anche far rispettare
le norme e il rispetto anche da parte degli altri esercenti. Però ripeto, è un caso isolato, tant'è che quello precedente risaliva addirittura al mese di novembre. Senta, comandante, in tanti che abbiamo intervistato, ma anche qualche voce raccolta da Nicola Marcato nel servizio che abbiamo appena sentito, puntano un po' il dito contro i ragazzi giovani, no? Tanti ragazzi non se ne rendono conto, sì, tutti con la mascherina, però lei ha potuto notare atteggiamenti di questo tipo? Cioè è una cosa che lei può confermare? Poi sicuramente i suoi agenti questi ragazzi li hanno avvicinati, ci hanno parlato, perché è chiaro che sicuramente magari prima della multa c'è anche come lei diceva, no? il contatto con le persone, parlare, cercare di far capire, cioè c'è stato anche questo tipo di lavoro nei confronti dei giovani? Certo, la città di Treviso, soprattutto il sabato pomeriggio, vede l'arrivo di migliaia di ragazzi dai 13 ai 16-17 anni. Però devo dire che rispetto ad esempio a sabato scorso, ieri queste compagnie veramente molto numerose, che già vederle fa un po' paura, per quello forse gli utenti chiamano, perché vedono veramente decine e decine di ragazzi che dalla stazione dei treni o dalla stazione del Corriere si avvicina poi al centro di Treviso, però questi ragazzi ieri hanno dimostrato responsabilità, perché tutti indossavano la mascherina e nessuno si è visto con bottiglie o comunque bicchieri in giro per la città, e sono ragazzi di 13-14 anni, per cui questo senso di responsabilità che abbiamo richiamato più volte anche in questi giorni, ieri effettivamente c'è stato. Logico, ci possono essere delle situazioni dove i ragazzi si avvicinano, ad esempio sulla scalinata del Duomo, e lì la nostra presenza è frequente, perché li invitiamo, come abbiamo fatto ieri, a mantenere il metro di distanza. Però se negli altri weekend il timore di vedere ragazzi senza mascherina oppure assembrati c'era, devo dire che ieri io personalmente ho visto un senso di responsabilità anche a parte dei ragazzi, e ricordo che il centro di Treviso è invaso da migliaia di ragazzi, quindi se qualcuno può comportarsi male, come è successo in un episodio del tutto isolato, non dobbiamo dimenticare invece che ci sono migliaia e migliaia di ragazzi che invece ieri si sono comportati bene. Senta, l'ultima battuta è l'ultimo weekend, oltre ad essere insomma il giorno di San Valentino, è anche l'ultimo weekend di Carnevale. Dopo martedì grasso sarà tutto finito. Che Carnevale è stato per la città di Treviso? Beh, è stato un carnevale decisamente strano, nel senso che abbiamo visto comunque le famiglie con il desiderio di divertirsi. Piazza dei Signori nel fine settimana, ma anche in quello scorso, era coperta completamente di coriandoli. Questo dimostra un po' il desiderio delle persone di ritornare a fare la vita normale, cosa che ovviamente tutti noi auspichiamo, nel rispetto comunque delle regole. Ricordiamo sempre che l'utilizzo corretto della mascherina, il distanziamento e l'igienizzazione delle mani, lo ripetiamo ormai alla noia, sono quelle tre regole fondamentali per uscire pian piano da questo tunnel. Quindi il desiderio forte di uscire da questo incubo, però serve, ripeto, la collaborazione e il senso di responsabilità da parte di tutti. Grazie comandante, grazie per essersi collegato con noi. Noi poi la chiamiamo più tardi per capire, poi per fare il punto di questa domenica quando volgerà il termine, e raccontare questa sera nei nostri notiziari ai trevigiani come è andata appunto effettivamente questa seconda domenica di Una Veneto in zona gialla. Grazie comandante, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Allora, mentre stavamo parlando è arrivata un'altra nota stampa. È urgente cambiare subito la strategia di contrasto al Covid, e questa è una dichiarazione che ha affermato all'ANSA, che ha dato all'ANSA Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, che dice che serve un lockdown totale. Va potenziato il tracciamento, rafforzare la campagna vaccinale, però è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole, facendo salve le attività essenziali della durata limitata. Allora, questa è una teoria che stiamo sentendo da più parti in realtà in questi giorni, quando sono riaperte le scuole. Avete visto i contagi in qualche modo insomma sono saliti, contagi che non si sono mai sopiti, e quindi davvero dal punto di vista sanitario c'è ancora qualcuno che chiede il lockdown totale. Di questo magari parleremo con i nostri ospiti tra pochissimo. Vi voglio far vedere invece che cosa è accaduto a Padova, dove invece
invece, ovviamente città molto più grande di Treviso, per gestire il grosso flusso di avventori del centro storico, l'amministrazione comunale ha deciso di mettere una sorta di senso unico alternato per i pedoni. Per chiudere i lati alle 14 in punto di sabato, Canton del Gallo, punto finale di via Roma in centro a Padova, diventa a senso unico per i pedoni. Sono entrate in funzione per la prima volta le disposizioni emanate dal comune per evitare folle e assembramenti che si sono registrati invece nel precedente fine settimana lungo le principali vie dello shopping di Padova. Da Prato della Valle si può camminare su Corso Umberto e via Roma solo in direzione delle piazze, per tornare indietro invece si utilizzano le vie secondarie del Ghetto oppure via del Santo o le Riviere. Canton del Gallo tra Piazza delle Erbe e Palazzo Moroni è il checkpoint più presidiato. Perché non si può tornare così. Direzione consigliata da Prato della Valle, si può andare solo verso Palazzo Moroni, poi si utilizzeranno le strade secondarie per tornare indietro. Il primo sabato di prova del senso unico pedonale, un'idea che è stata ben vista anche dai commercianti. Più soddisfatti del provvedimento i negozianti delle vie secondarie, mentre quelli di via Roma storcono un po' il naso, come Roberto, titolare di un'occhialeria. A livello di assembramenti rispetto a sabato scorso sicuramente meno gente, però comunque la mattina una bella giornata. Al pomeriggio non so come andrà. La gente però sembra gradire l'iniziativa. Assolutamente d'accordo. È una buona iniziativa. Sì, anche perché io vado a piedi. Credo che bisogna trovare un modo, e se tutti i negozi sono aperti ovviamente qua c'è assembramento. Quindi se questo può essere un modo, ha senso farlo? Iniziativa utile? Per me sì, l'abbiamo fatta. Il passaggio di persone infatti sembra più ordinato: 35 vigili, 15 volontari della protezione civile, pattuglie della polizia e carabinieri che controllano la situazione, pronti ad evitare intasamenti anche sull'Iston. Restiamo a Padova, vi facciamo vedere che cos'altro ha organizzato l'amministrazione comunale, perché per i giovani dello Spritz si è pensato di fare anche qui una sorta di tampone drive-in proprio in centro. Vediamo. Da un lato i tavolini del bar affollati nell'ora dello spritz, dall'altro la fila per farsi il tampone. Padova, sabato pomeriggio nel Sagrato del Duomo sono state allestite 2 grandi tende della protezione civile. All'interno i medici eseguono lo screening rapido antigenico per rilevare la presenza del Covid-19. Tutti in fila, non solo i giovanissimi under 25 arrivati in centro per l'aperitivo, ma anche anziani e genitori che accompagnano i figli. I primi a testare il tampon spritz, così lo aveva definito il presidente del Veneto Luca Zaia, sono stati il sindaco Sergio Giordani, accompagnato dal vescovo di Padova e dal vice sindaco Michalizzi e dall'assessore Bonavina. L'iniziativa fa parte di uno screening regionale condotto dal professor Baldo dell'Università di Padova, che sta portando avanti uno studio per mappare la diffusione del Covid nella popolazione veneta. Allora, prima di andare in pubblicità andiamo un attimo a Miane, perché il comune di Miane, nel comune di Miane questa mattinata è stata una mattinata particolare, perché c'erano 2 manifestazioni opposte e distinte. Da una parte la targa dedicata ai soldati della Repubblica di Salò, uccisi e infoibati dai partigiani nel 1945, sarà posata nel cimitero comunale alle 10:30, dall'altra parte l'ANPI che ha commemorato al Cippo di Campea l'impiccagione sempre nel 1945 di alcuni partigiani da parte degli uomini della 10ª MAS. La giornata che si preannunciava una giornata di tensione, per noi in questo momento sul posto c'è Lucio Zanato, pare che si sia svolta nel rispetto dei rispettivi valori e quindi davvero in tutta tranquillità. Quindi poi con Zanato faremo il punto anche su questo. Intanto andiamo in pubblicità. Eccoci ancora, buona domenica a tutti voi. Allora parte la seconda parte di questa edizione straordinaria. Siamo partiti con il direttore generale Francesco Menazzi in collegamento, abbiamo fatto il punto sui vaccini, avete sentito i vaccini sono arrivati a Venezia, quindi a breve saranno distribuiti. Si parte martedì con la vaccinazione sulla popolazione, parallelamente sugli insegnanti con quelli della scuola dell'infanzia con AstraZeneca. I vaccini sono arrivati, ma insomma nel piano del presidente Zaia
Zaia dovrebbero arrivarne molti di più, vediamo di capire se il nuovo esecutivo darà il via libera, deve darlo AIFA, ma insomma ci deve essere il placet ovviamente di questo esecutivo a questo piano di approvvigionamento regionale, se così lo possiamo definire. Io saluto subito i nostri ospiti, facciamo una bella chiacchierata politica per iniziare un po' insieme a commentare questo esecutivo e alcune parole chiave che sono già emerse. Ringrazio Fabio Crea, Fratelli d'Italia, per averci raggiunto in studio. Buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. In collegamento invece abbiamo Laura Puppato, Partito Democratico, e poi Giuseppe Paolin. Buongiorno. Giuseppe Paolin, Lega Nord. Buongiorno, allora avremmo voluto avere anche Movimento 5 Stelle, insomma, per fare davvero una bella chiacchierata, ma non ce la facciamo più di così, e quindi alcune tematiche relative agli altri partiti in qualche modo le toccheremo comunque, perché sapete che una delle notizie di oggi è che insomma, il Movimento 5 Stelle sta vivendo una grossa fase di crisi al suo interno e potrebbe da questo nuovo esecutivo uscirne spaccato. Ma partiamo proprio da lei, Crea, perché questo nuovo esecutivo ha un'unica forza di opposizione, che è Fratelli d'Italia, che ha fatto una scelta molto forte. Questa scelta è anche stata commentata da Zaia, dopo gliela faremo sentire. Alla luce di tutto questo, alla luce della squadra di governo, alla luce degli obiettivi di Draghi che sono sulle prime pagine dei giornali di oggi, voi confermate la vostra opposizione? La direzione nazionale sarà domani, l'opposizione è certamente confermata, si tratterà di verificare come crediamo che la direzione nazionale voterà non per l'astensione, come era l'apertura di credito annunciato dalla Presidente Giorgia Meloni, ma con un voto contrario. Un voto contrario che Fratelli d'Italia farà in maniera orgogliosa. L'opposizione orgogliosa non per scelta, come ho avuto modo di dire altre volte, ma per natura, cioè la coerenza politica è ciò che sicuramente caratterizza, sempre caratterizzato Fratelli d'Italia, e oggi più che mai la caratterizza rispetto a tutti gli altri partiti di governo, dell'attuale governo e dell'attuale panorama politico e parlamentare. C'era stata un'apertura di credito parziale da parte della Meloni, aveva annunciato: stiamo a vedere quali saranno le scelte di Draghi, se effettivamente saranno coerenti con quello che era il mandato di Mattarella. Poi abbiamo scoperto che... Cosa ha fatto cadere questa apertura allora per lei? Ha fatto cadere l'apertura un governo che non è altro che lo specchio di una gravissima contraddizione e ipocrisia politica. Si era detto da parte del presidente Mattarella: c'è una grave situazione di crisi pandemica ed economica conseguente, ma soprattutto c'è la necessità di salvaguardare il recovery plan dopo il totale fallimento di un disegno, di un progetto totalmente inesistente e sconclusionato da parte del precedente governo. Queste erano le due emergenze: un richiamo alla unità nazionale, un richiamo alle istituzioni. Si è atteso, dopo 2 mesi delle pantomime del governo precedente con Renzi, dopo i 2 anni e mezzo di devastazione politica degli altri governi, per arrivare a nominare Draghi. Draghi era apparso come il messia, incensato da tutti, anche di commentatori politici e della carta stampata, per esempio, di centrodestra, che nel momento in cui è stata resa pubblica la lista dei ministri hanno preso atto di quella che era invece la premonizione di Giorgia Meloni, cioè che non è sufficiente che ci sia un Mario Draghi a condurre il governo, perché poi la nostra democrazia, che è una democrazia parlamentare, necessita comunque di una maggioranza politica, e una maggioranza politica in questo Parlamento non esiste, o meglio, non esiste una maggioranza politica coesa, unitaria, con un'unica visione come quella del centrodestra. Esiste, come abbiamo visto, una maggioranza eventualmente aritmetica, che è ben lontano da quello che serve per guidare il Paese. Si era detto governo giallo-verde, governo giallo-rosso con il Conte 2. Mi permette di dire, questo è il governo arlecchino, visto che siamo in periodo natalizio, e non solo per la confusione di colori che caratterizza questo governo. 3-3-3-4 di fatto porterà anche al Parlamento, avendo comunque dei rappresentanti dei partiti che sono nel governo, certo. a
Allora, innanzitutto mi faccia dire che questa è la migliore rappresentazione del Manuele Cencelli, cioè se c'era da riscrivere il Manuele Cencelli, certamente Mario Draghi e Mattarella l'hanno riscritto in maniera assolutamente perfetta. Ma il problema è proprio questo, quando parlavo di contraddizione e di ipocrisia politica è proprio quella, e cioè il presidente Mattarella a parole sembrava aver indirizzato quella che era la scelta governativa verso un governo di alti profili, ma soprattutto di tecnici, o come qualcuno vuole chiamare tecnocrati, ci torniamo, tecnocrati, per poter realizzare quelle riforme necessarie, oltre al piano pandemico, ai vaccini e al recovery plan, ma visto che abbiamo capito che sarebbe stato un governo di legislatura che fosse svincolato da che cosa? Non dal sistema dei partiti, perché questo non va bene, perché noi di Fratelli d'Italia rivendichiamo il primato della politica, quindi non siamo contro i partiti, ma siamo contro quella espressione di partiti che esiste oggi all'interno del Parlamento, che è una maggioranza assolutamente frastagliata. E qual è il problema? È vero che sono stati introdotti alcuni tecnici nei ministeri chiave, nello sviluppo economico, per esempio, anche se insomma, è abbastanza politico Giorgetti, ma Franco al MEF piuttosto che Colao e Cingolani ai ministeri dell'innovazione tecnologica e alla transizione verde. Ma la verità è che questo Paese non ha bisogno solamente di presidiare quei 3 ministeri che andranno a gestire i 2/3 del recovery plan. Questo sistema Paese ha la necessità di essere riformato pesantemente, di essere riformato nell'economia, di essere riformato dal punto di vista fiscale, di essere riformato dal punto di vista delle scelte delle politiche del lavoro. Noi oggi ci ritroviamo un ministro dell'estrema sinistra che è al Ministero del Lavoro, cioè Andrea Orlando. Ci ritroviamo nei ministeri che dovrebbero essere da questo punto di vista strategici, che non hanno nulla a che vedere con l'economia reale, perché sono espressione anche i tecnici di apparati statali, non sono ministri che provengono dall'economia reale. Non c'è un ministro che è vicino a quella che è l'economia reale, per esempio le piccole e medie imprese, che è vicino al mondo del lavoro. C'è stato un rimpasto, tanto è vero che alcuni commentatori, e non a torto, lo chiamano il Conte Terra. Puppato, a questo punto intanto le chiedo di dirmi la sua, no? Su questo pacchetto di ministri. Sappiamo della delusione rosa all'interno del Partito Democratico, anche questa insomma campeggia sulle prime pagine dei giornali nazionali, ma le chiedo innanzitutto di rispondere a Crea. Cosa possiamo dire in merito alla sua riflessione? Ma possiamo dire alcune cose. La prima è che senz'altro lui ha ragione quando dice che è l'unico sovranista rimasto al suo posto, perché il principio che ha posto come condizione, credo l'unico, a ricordare sia Mattarella che l'attuale primo ministro nostro, a questo punto Draghi, è quello di una convinta appartenenza all'Unione Europea. E se guardiamo le espressioni che si sono succedute nel corso degli ultimi anni, a partire dalle secessioni prima, poi i sovranismi molto spinti, poi la vicinanza rispettivamente a Putin e a Trump, certamente non potevamo stare sereni come Paese. Quindi il fatto che un pezzo della destra si sia staccata e grazie alla mediazione di Giorgetti si sia tornati a ragionare in maniera responsabile, intelligente e capace di futuro, con un inserimento dell'Italia, con una necessità per l'Italia di stare ben dentro l'Europa e magari anche di guidarla, mi pare la cosa più interessante in questo momento dal punto di vista della mia persona come cittadina, intendo. Poi vorrei dire alcune cose. Allora, innanzitutto Draghi non ha solo credibilità internazionali, Draghi ha una storia che è anche una storia, ricordiamolo, in parte politica, e tanto è vero che ha voluto ed ha espressamente dichiarato che avrebbe voluto i suoi riferimenti di assoluta fiducia, figure con un curriculum vitae straordinario e molto molto capaci nell'attività finora svolta, come appunto il caso di Cingolani, ma io vorrei ricordare anche Enrico Giovannini alle infrastrutture e ai trasporti, che è collegatissimo al tema della transizione ecologica, e poi il fortissimo, importantissimo tema per noi in Veneto dell'innovazione tecnologica, perché ricordiamo che da questo punto di vista siamo purtroppo ancora molto molto arretrati rispetto alle zone
più fornite d'Europa e dell'America in particolare, con cui peraltro concorriamo, nel senso che lavoriamo con loro e concorriamo con loro. Quindi da questo punto di vista credo che abbia disegnato una squadra assolutamente molto molto avanzata, con una fortissima volontà di attivare immediatamente politiche interessanti per il Paese che si chiamano riforme forti. Chiuderei anche la partita con un altro tecnico assolutamente straordinario, peraltro Marta Cartabia, che voglio ricordarlo, insomma, ha una storia dal punto di vista personale, una competenza che non si trovava da tempo nel Ministero della Giustizia, e da questo punto di vista forse riusciremo ad essere, dopo 40 anni, un Paese che è capace di offrire garanzie non solo ai suoi cittadini, ma a chi fa impresa in questa realtà. E poi voglio ricordare che Draghi ha dichiarato espressamente che ha molta fiducia e avrà dei rapporti molto forti con il Parlamento italiano, più che con i partiti italiani, e questo è un altro elemento che io credo vada a suo favore, perché da parlamentare, da ex parlamentare, voglio dire una cosa, che contrariamente a quanto si crede, il ruolo del parlamentare è di tutela e di garanzia per il Paese, quindi serve assolutamente al Paese avere una classe politica che si senta coinvolta non in un governo arlecchino, che è veramente brutalizzare tutto. Poi scusami Crea, ma dire che Orlando, che è del Partito Democratico, è l'estrema sinistra, non so come vi collegherete voi, allora siete extraparlamentari, cioè voglio dire il Partito Democratico, no? Quindi extra, insomma, vabbè, sorvoliamo sulle modalità con cui tracciamo i profili di quelli che consideriamo avversari, però io credo che il fatto che lui abbia iniziato a lavorare intanto con molto silenzio intorno, non so se si è notato, ma anche questo è molto significativo di un cambio totale di atteggiamento. Non eravamo abituati sicuramente, no? Ma no, ma sì, ma chiacchiere a vuoto, messe in scena, piatti di Nutella, scorpacciate alimentari, insomma abbiamo visto di tutto in questo Paese. Credo che gli italiani siano abbastanza stanchi, no? Di questa poca serietà. Quindi credo che chi ha cercato di rimettere, sì, noi non abbiamo mai fatto scorpacciate all'evidenza pubblica, però neanche ballato balli sconclusionati altrove. Ma in ogni caso voglio dire, c'è una necessità di maggiore serietà. Il Paese deve affrontare sfide molto molto forti, tra cui quella dei vaccini, di cui parleremo penso tra poco, certo. Va bene? E credo ci sia l'estrema necessità di avere un governo, ma soprattutto un premier che è capace di trattare argomenti seri con la serietà che meritano e anche con la chiarezza che forse renderanno comprensibile ciò che si fa agli italiani. E quindi da questo punto di vista piena fiducia. È la mia prossima domanda. Pauline, Puppato ha parlato di Parlamento, no? Lei da onorevole. Allora, le chiedo di commentare due cose. Intanto questo passaggio, no? Sul dialogo, il nuovo incontro di Draghi con il Parlamento, e poi quello che invece ancora si è detto Puppato, cioè siete, riferendosi a Fratelli d'Italia, rimasti gli unici sovranisti. Insomma, lei che rappresenta la Lega Nord. Allora, premetto un fatto. Allora, la posizione della Lega, che ricordo è il primo partito italiano, era la posizione del voto. Riassumo un po' la questione. Mattarella ha chiesto un passo indietro a tutti quanti nel momento di grande emergenza per il Paese e ha chiesto responsabilità ai partiti. A mio avviso, il segretario Salvini ha colto brillantemente la palla al balzo e ha messo a disposizione la Lega in questo progetto. Noi abbiamo posto 3 punti: la salute, il lavoro e la scuola. Il primo ministro Draghi ha colto queste sensibilità e ha formato il governo. Allora, la sua posizione sicuramente si è presentato bene e siamo partiti a costruire questo. Allora, al di là delle polemiche, dei balli che ricordava la Puppato o le opposizioni rispettabili di Fratelli d'Italia che si è messa all'opposizione, la Lega responsabilmente partecipa all'uscita dalla crisi del Paese.
Poi ci auguriamo più avanti, quando le emergenze saranno risolte, vale a dire l'emergenza sanitaria in primis, l'emergenza economica, perché ricordiamo le nostre partite IVA, il nostro tessuto economico è stremato, e soprattutto la scuola. Quando queste emergenze saranno risolte, a mio avviso, bisognerà ridare la parola ai cittadini per formare un governo politico dove tutte le caselle saranno a posto. Senta, come Lega vi sentite rappresentati? Cioè lei intravede dei punti deboli in questa squadra? No, assolutamente no. I 3 ministeri affidati alla Lega sono di primo ordine. Lo sviluppo economico a Giorgetti, che possiamo sicuramente definire anche un tecnico, stessa cosa per Garavaglia, al turismo, altro settore che al Veneto interessa moltissimo, e poi non per ultimo la collega Stefani, la disabilità, che mi vede anche coinvolto direttamente, sensibile assolutamente alla questione. Quindi noi siamo soddisfatti e siamo pronti a lavorare pancia a terra, come ricorda sempre il nostro Presidente Zaia. A proposito di Zaia, chiedo alla regia di mandare in onda un brevissimo estratto che ieri Zaia era in diretta nell'edizione delle 19:30 del notiziario. Chiedo ai colleghi della regia di mandare in onda il secondo estratto, perché è quello che proprio riguarda Fratelli d'Italia, quindi non il primo ma il secondo, perché il nostro Nicola Zanetti ha fatto proprio una domanda a Zaia sull'opposizione scelta e confermata di Fratelli d'Italia. Lei ha fatto una scelta di responsabilità non facile, no? Noi volevamo le elezioni e ci siamo resi conto a un certo punto che la soluzione transitoria poteva essere una soluzione anche di garanzia. Consideri che il professor Draghi, Presidente del Consiglio, ha uno standing internazionale, cioè una credibilità internazionale, è stato 8 anni Presidente della Banca Centrale Europea, è stato governatore della Banca d'Italia, è stato docente in molte università, lauree ad honorem, e insomma in più università, insomma è conosciuto a livello internazionale. Quindi in questa fase di rilancio può assolutamente starci che si porti, diciamo, il cavallo col pedigree migliore, dopodiché tornerà ai cittadini la scelta. E io penso che questa è una scelta di responsabilità che noi abbiamo fatto. Siamo una forza di governo, governiamo tutte le regioni più importanti italiane, e proprio per questo quando si governa bisogna avere anche quelle responsabilità. Allora era una risposta legata alla domanda del collega Zanetti proprio in merito a Fratelli d'Italia ha fatto questa scelta. Voi siete alleati in regione, ma questa alleanza di fatto non è continuata a livello nazionale, cioè a livello nazionale non si rispecchia. Più volte i partiti alleati del centrodestra, sia Forza Italia che la stessa Lega, nel 2018 per esempio, a livello centrale, a livello politico, a livello nazionale hanno fatto delle scelte diverse. Diversità di vedute certamente, soprattutto in questa fase. Il governatore ricordava come Mattarella, nel discorso di Mattarella, nei lunghi 6 minuti del discorso di Mattarella, c'è stato non soltanto un richiamo ma una indicazione dell'impossibilità di andare al voto. Noi riteniamo, noi di Fratelli d'Italia, che quella sia stata un'affermazione un po' assertiva, nel senso che non si può andare al voto perché non ce li mando al voto, perché è nello stesso ragionamento del governatore. Se la Lega, per esempio, non avesse dato l'appoggio a questo governo, si sarebbe andati al voto, perché si sarebbe determinato necessariamente lo scioglimento delle Camere. A quel punto si fa una scelta, diciamo, di campo, come l'ha fatta la Lega, sulla base di un principio, del principio di responsabilità. Noi riteniamo che ci sia una responsabilità politica, che è quella che viene espressa attraverso la democrazia, che è attraverso il voto elettorale. È pur vero che il Presidente Draghi ha un curriculum di tutto rispetto. Il problema è che non siamo in una, democrazia presidenziale o in una democrazia in cui il capo del governo gestisce quasi da solo o comunque è preponderante nella gestione della politica nazionale. Noi siamo all'interno di un sistema istituzionale e costituzionale che, a differenza, faccio un esempio visto che ha parlato il governatore della regione Zaia,
La responsabilità e la guida da parte del presidente di una regione è molto più pregnante rispetto a quella governativa. Perché? Perché ha il potere di scelta e di revoca degli assessori. Invece nel nostro sistema costituzionale centrale i ministri non vengono nominati dal capo del governo, vengono solo indicati, sono di nomina presidenziale. Per cui una volta che il ministro viene nominato ha sostanzialmente, al di là del coordinamento da parte del Premier, ha un potere assoluto nell'ambito del suo referato. E siccome i ministri, al di là dei 3-4 tecnici, sono tutti espressione dei partiti politici, come è giusto che sia, inevitabilmente quel curriculum di Draghi, quella sua credibilità internazionale, condizionata da quella che è la gestione certamente politica e partitica all'interno del governo, non avrà completamente le mani libere. Che lui potrebbe non avere quelle competenze di mediazione politica che sono chieste. Sarà comunque condizionato noi siamo, l'ho chiamato Arlecchino, ma rifacendomi al periodo carnevalizio, ma perché è evidente che andiamo dall'EU alla Lega, perché quando si parla di responsabilità dal governatore, da Salvini eccetera, è certamente corretto, ma poi bisogna concretamente svolgere all'interno del governo e del Parlamento quelle che sono delle politiche. E non dimentico che i cavalli di battaglia della Lega erano l'immigrazione, erano una politica fiscale completamente diversa, erano l'autonomia. E questi erano i cavalli di battaglia. Adesso io non lo so se poi sulla via di Damasco nei prossimi 2 anni e mezzo di legislatura indietreggeranno su quelli che erano dei principi che noi condividiamo e abbiamo condiviso anche firmando, lo vorrei ricordare e finisco, un accordo che ci è stato così tanto pressatamente richiesto, la firma dell'autonomia per le regionali da parte del governatore Zaia e della Lega, che noi abbiamo firmato anche il patto antinciucio, Pacta sunt servanda. Zaia tra l'altro ha detto abbiamo 4 ministri veneti, ora non ci sono più scuse per l'autonomia. Sì, che però non appartengono tutti alla Lega, cosa che ci avrebbe certamente rassicurato dal punto di vista dell'autonomia, ma appartengono un tecnico, Franco, che fa parte di un apparato statale di natura economica, quindi non lo so che incidenza o che condizionamento possa avere su una politica, su una revisione autonomistica del nostro sistema costituzionale. Poi abbiamo D'Incà, che certamente non è tra quelli che hanno maggiormente pressato per avere l'autonomia nel Conte 2, e quindi ecco, questa è la dimostrazione del fatto che poi bisogna concretamente verificare quelli che sono, al di là del principio di responsabilità, le politiche che potranno essere effettivamente effettuate. Puppato, la parola chiave di Draghi è stata unità. Lei ci crede che questa compagine di governo riuscirà a mantenerla, questa unità, che non ci saranno fughe in avanti magari per la ricerca del consenso tra qualche mese di qualche partito? Che sensazione, che percezione ha? Ecco, chi si permetterà di fare questo, ovvero di spendere continuamente qualsiasi cosa venga emanata di positivo, venga considerata positivo a livello dei cittadini come una vittoria personale, una vittoria del proprio partito, evidentemente non ha colto e non ha capito che stiamo svolgendo un altro film, è un'altra narrazione quella che è in corso, ed è, io credo, ben calcolata, nel senso che anche l'inserimento in alcune caselle, tra l'altro voglio tranquillizzare e garantire anche il tema che ha affrontato prima Crea relativamente ai ministeri, non è proprio così. Ho personalmente vissuto l'esperienza a fianco di Josefa Idem come ministra per pochi mesi, come ricorderete, relativamente allo sport e alle politiche giovanili, e posso garantire che assolutamente non tutto quello che viene proposto, per così dire, all'interno dei ministeri e quindi dal ministro in pectore viene poi mandato avanti dal Consiglio dei Ministri. C'è un Consiglio dei Ministri con a capo Draghi, va bene in questo caso, e poi c'è un Parlamento, signori, c'è un Parlamento che deve andare a filtrare ogni legge, ogni dispositivo che viene emanato rispettivamente dal primo ministro, ovvero da uno dei ministeri. Quindi da questo punto di vista abbiamo un'assoluta garanzia di una verifica e di un controllo molto forte. Non è un caso, ripeto, che Draghi si stia rivolgendo al Parlamento, e questa è una delle pochissime volte in cui questo avviene
da quando si sono insediati in questo paese, la bellezza di 66 governi, questo mi pare sia il 67esimo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E dall'altra credo che proprio invece la modalità con cui è stato tratteggiato il lavoro, mi par di cogliere, sia un lavoro che debba avere una supervisione da parte di Draghi necessariamente, perché stiamo parlando di cambiare, di riformare, cioè la scommessa, non so se è chiarissima, non è quella di portare a casa ciascuno per il proprio consenso, modello il reddito di cittadinanza piuttosto che la flat tax o magari la quota 100 e ciascuno cerca di portare a casa un elemento che possa portargli qualche voto in più. È finita questa storia. Mi perdoni se la interrompo, ma proprio in merito a quello che lei sta dicendo, vogliamo un po' spiegare agli italiani che oggi hanno letto delle polemiche del Partito Democratico sulle quote rosa, diciamo, no? Non abbiamo ministri donne, c'è stata una grande delusione, almeno questo è quello che abbiamo letto. Allora, anche alla luce di quello che lei sta dicendo, nel senso che l'obiettivo del governo è un altro, non necessariamente una rappresentanza o politica o di quote rosa o meno, vogliamo chiarire un po' di più questo passaggio che ha fatto il PD? No, io penso che il PD abbia sbagliato grandemente nell'affrontare il tema mettendo in campo sostanzialmente 3 ministri molto capaci, lo abbiamo visto anche nel corso di questa storia, tanto è vero che uno di questi era stato richiesto espressamente da Mattarella perché per esempio il tema del Ministero della Difesa è un tema che magari non consideriamo, ma è un tema importantissimo per il Paese. Deve esserci un'alleanza atlantica molto precisa entro la quale stiamo, ma soprattutto in un'area mediterranea piuttosto sconquassata come quella che purtroppo viviamo in questo momento, abbiamo la necessità e la garanzia di avere figura alleata al massimo livello delle istituzioni democratiche. Non possiamo permetterci certo di mettere lì un amico di Putin per dirti o di Erdogan della situazione. Quindi è chiaro che ci sono figure molto politiche, ma ci sono anche figure politiche istituzionali, intendo. Ci sono figure invece che potevano tranquillamente essere affidate a diciamo, rappresentanti femminili molto competenti e con una storia molto adeguata nei ministeri ulteriori che sono stati affidati, posto che Franceschini e Orlando secondo me sono 2 eccellenti figure, ma appunto non c'è un'eccellenza solo maschile. Certo. Credo che Draghi lo abbia dimostrato ampiamente mettendo figure come appunto Cartabia e la stessa dottoressa Messa, che è un'altra competenza straordinaria per la ricerca e l'università, altro elemento di grandissimo valore non solo per l'Italia che è fanalino di coda, ma anche quando parliamo dei vaccini, per esempio, abbiamo capito finalmente, ed è veramente la pandemia qualcosa ha portato in termini di competenza, io credo anche a tutto il popolo italiano, a tutti noi, ci ha fatto capire il valore di poter governare anche per le sfide future con una competenza che resti nel nostro paese o quantomeno che rimanga in Europa, visto che in Europa dobbiamo fare squadra insieme. Quindi, certo, non grazie a Speranza, certamente. Ma guarda, Speranza, per esplicita dichiarazione, credo, di moltissimi immunologi. Guardate, io non parlo da questo punto di vista come rappresentante politico, non è del mio partito, quindi per l'amor di Dio si può, anche se lo fosse, è criticabile. Non sono tra quelli che ritengono che per il solo fatto di avere appartenenti alla propria squadra tutti siano qualitativamente perfetti. Io dico che, sentendo anche l'immunologo La Viola proprio ieri sera, che si è espressa in maniera elegiaca proprio, cioè con molti complimenti nei confronti di Speranza, io penso che in questo momento... Lo diremo alle 93.000 famiglie dei morti Covid. L'Italia è il paese con più morti al mondo. Lo diremo a loro che l'immunologa lei ha informazioni si sia sbagliate, sperticata. Mi dispiace smentirla. 93.110 morti. Mi scusi. Allora, mi scusi, no, la correttezza. Un attimo, vi devo bloccare. Innanzitutto i più morti in tutta Europa sono in Gran Bretagna e non sono in Italia, quindi chiariamo subito questa cosa. La seconda questione è
che noi eravamo senza un piano pandemico. Si chieda la ragione per cui dal 2006 c'era il questo paese non aveva un piano pandemico. Il ministro Speranza che all'inizio della pandemia ha detto non c'è nessun problema, anzi le mascherine sono addirittura inutili. Forse non si doveva ricordare che all'inizio della pandemia il piano pandemico del 2006 doveva essere riformato invece di attendere l'ottobre 2020 per fare il bando per le terapie intensive? Ringraziate Speranza. No, guardi, Speranza è un auspicio. Guardi, Speranza porta nel cognome un auspicio più che una competenza. Un attimo cortesemente. Pupato, mi perdoni Pupato, perché devo far parlare Paolina, altrimenti non seguiamo il ragionamento che stiamo facendo sul governo. Ricordiamo che Ricciardi ha appena detto serve un lockdown totale, quindi comunque ci sono virologi che continuano a spingere verso un'altra posizione che non è quella che ha adottato il governo fino adesso, ma noi non siamo qui per giudicare questo, ma è anche giusto dire che ci sono dichiarazioni come questa. Pupato, mi perdoni se l'ho interrotta, però vorrei andare da Paolin, perché noi stavamo raccontando un'altra storia e ad esempio la parola che abbiamo nominato in questi ultimi minuti è quella dell'autonomia e Zaia ha detto 4 ministri veneti, l'autonomia non ci sono più alibi. Come si può ottenere adesso però? Perché abbiamo la Gelmini agli affari regionali, non abbiamo più Boccia. Allora, la ministra Gelmini è ministra sensibile a tutte le tematiche dell'autonomia e sarà una garanzia, secondo me, di attenzione. Bisognerà darle il tempo di prendere visione di tutta la questione, ma credo che, come ha detto il Presidente Zaia, l'autonomia è a motore acceso e sta attendendo. Ci sono le emergenze che vanno affrontate. Lei citava appena adesso, ho visto anch'io l'uscita di Ricciardi che chiede il lockdown. Non mi permetto di giudicare Ricciardi, però voglio sottolineare una cosa. Tutti questi esperti che si alternano nelle varie trasmissioni televisive e che diffondono messaggi che possono essere defragranti, secondo me questo va posto un limite, perché secondo me lui se lo chiede lo farà privatamente all'interno del comitato scientifico e poi il ministro Speranza, Draghi, il Consiglio dei Ministri adotteranno le misure conseguenti. Vuole dire anche lei la sua su Speranza? Vuole dire anche lei la sua su Speranza? Ma io non commento, non entro nella polemica, voglio solo tranquillizzare. Allora, logico, si può sempre criticare e le posizioni possono essere riviste. Noi stiamo da adesso in avanti, operiamo. Allora, tranquillizzo Crea quando ha detto che la partecipazione della Lega a questo governo ha tenuto in piedi il governo. No, non è vero. Non è vero. Se la Lega rimaneva all'opposizione avremmo un governo diverso dove non saremo dentro ad affrontare questi problemi. Quindi noi abbiamo assunto la responsabilità, ci siamo seduti e affrontiamo le questioni che abbiamo posto e che ci ha posto il Presidente della Repubblica in maniera responsabile e costruttiva. Poi le questioni politiche verranno affrontate in un secondo momento. Allora, io ribadisco, l'autonomia resta alle spalle, noi non ci dimentichiamo del voto che hanno espresso i veneti. Ci sono 4 ministri, c'è la Gelmini, potrà evolvere. Attualmente però le emergenze sono altre, le ricordo: salute, lavoro, scuola. Allora, a questo proposito, fatemi andare in pubblicità, perché poi voglio fare un ultimo giro di domande proprio sul piano vaccinale, come ha ricordato Puppato, perché c'è Zaia che ha una trattativa in corso che il governo deve sbloccare, cioè deve permettere di far arrivare fino al punto, e cioè al fatto che i vaccini arrivino ai veneti, e volevo chiedere il vostro parere su questo. Quindi pubblicità e poi torneremo ancora insieme.
Ritrovati, siamo in diretta, stiamo parlando di esecutivo Draghi e punti forti, punti deboli, ne stiamo discutendo insieme a Fabio Crea, Fratelli d'Italia, Laura Puppato, Partito Democratico e Giuseppe Paolin per la Lega Nord. Allora, due temi. Il primo, autonomia vaccinale, no? Le regioni riescono ad accaparrarsi i vaccini, però serve un via libera. Che cosa dovrebbe fare il governo Draghi? Voi come opposizione che cosa vi auspicate? Cioè, per che cosa sareste favorevoli? Se ci fosse da parte del governo l'accettazione della proposta assolutamente logica e intelligente del governatore Zaia, ma anche dei rappresentanti di altre due regioni, di poter effettuare acquisti da parte delle regioni direttamente dai fornitori AstraZeneca piuttosto che Pfizer, Fratelli d'Italia certamente appoggerebbe, voterebbe favorevolmente a un provvedimento di questo genere, assolutamente sì. Non siamo contro gli italiani, siamo per le cose intelligenti, per cui questa è certamente una cosa intelligente. Visto che prima Laura Puppato faceva riferimento all'unico paese sovranista, l'unico partito sovranista rimasto, Fratelli d'Italia, come se fossimo al di fuori del contesto e del pensiero europeo. Noi siamo fuori da un pensiero europeo che mette in secondo piano quello che è l'interesse nazionale italiano. Perché dico questo? Perché torniamo a bomba sulla questione dei vaccini. L'Europa, parlando di Europa come principio e come istituzione, ha dimostrato quello che è il fallimento degli acquisti centralizzati da parte dell'Europa nei confronti delle ditte fornitrici. Innanzitutto da un punto di vista di metodo, perché è assolutamente incomprensibile il motivo per cui i contratti con le aziende fornitrici debbano rimanere segreti nei confronti di 300 milioni di abitanti europei, un po' come le veline del comitato tecnico scientifico che agli italiani non potevano essere effettuate. Conosciute. Ma il problema qual è? Che mentre noi, il governo italiano, il governo giallorosso, rimaneva legato a quelli che erano gli acquisti che si sono dimostrati assolutamente insufficienti. La Germania ha comprato liberamente, quindi quelli che sono i fantastici paesi europei, Germania e Francia, svolgono le loro funzioni non abbandonando quello che è l'interesse del proprio paese. Puppato. No, ma cioè anche qui diciamo le cose come stanno, perché altrimenti è una dite le cose come stanno. Sì, se posso parlare un attimo, perché ogni volta mi interrompi. Allora, il discorso è questo. Siamo il paese europeo, almeno su questo dato spero che Crea convenga, che in questo momento, avendo superato i 3 milioni di vaccinati, ha comunque il maggior numero di persone vaccinate nel proprio paise. Alla faccia di chi dice... Ma a livello percentuale abbiamo una percentuale ridicola di vaccinazioni. Insomma, rispetto alla Germania che ha 80 milioni di abitanti, anche sulla matematica ti metti a discutere, Crea, scusami. No, discuto sul fatto, siccome hai parlato prima dell'Inghilterra, l'Inghilterra vaccina 600.000 persone al giorno, mentre l'Italia 600.000 persone le ha vaccinate in un mese, visto che parliamo dell'Inghilterra e di Boris Johnson. Torniamo sul piano vaccinale, sto parlando dell'Europa comunitaria 27, l'Inghilterra, come è noto, è una realtà che ha... che è uscita dall'Europa, guarda caso. No, la lasci parlare, se no non Scusi, ha ragione. No, veramente. Allora, intanto sta dicendo una serie di cose totalmente non vere, perché, ripeto, l'Inghilterra, gennaio, meno 68% per quanto riguarda l'export inglese. A gennaio è la prima volta nella storia della City di Londra che Puppato, torniamo però al ragionamento Londra, cosa fare con il Veneto. L'Inghilterra è in forte criticità rispetto a questa Brexit che si sta manifestando più dura di quanto non avessero previsto, però ripeto, hanno fatto accordi preventivi molto favorevoli perché, come sappiamo, per esempio la Pfizer è appunto una realtà che ha avuto dei riferimenti dal punto di vista territoriale sia in Germania che in Inghilterra, che gli ha permesso con i laboratori esistenti di fare accordi diversi. Ciò nonostante siamo il primo paese per quantità di vaccinati. Tutto ciò premesso, per correttezza, perché i numeri è meglio sempre darli giusti, c'è da dire che io sono completamente d'accordo se e solo se
le varie regioni, tra cui l'Emilia-Romagna, che ha dimenticato prima il presidente Zaia di considerare tra le maggiori regioni del nord, considerando che ha detto che sono tutte governate dalla Lega, invece per esempio Toscana e Emilia-Romagna sono governate da noi. L'Emilia-Romagna, giustamente, come il Veneto, come sta facendo il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, come probabilmente faranno molti altri, tutti quelli che lo potranno permettere, tenteranno un acquisto extra nazionale. Ma stiamo attenti, perché non dovranno arrivare né vaccini cinesi, non dovranno arrivare vaccini russi, non dovranno arrivare vaccini cubani, per esempio, se non garantiti dalla certificazione AIFA, perché io credo che da questo punto di vista non possiamo permetterci di fare cose che non siano men che sicure per i cittadini. Pauline, allora Draghi dovrebbe dare il via libera a questa operazione, diciamo, delle varie regioni di approvvigionamento? Ma certamente condivido l'iniziativa del Presidente Zaia, le trattative vanno fatte se c'è la possibilità, l'obiettivo è di vaccinare il prima possibile tutte le categorie a rischio e tutta la popolazione. Cosa ha sbagliato il governo secondo lei? Cosa ha sbagliato il governo Conte nella gestione, o l'Europa? No, purtroppo stiamo parlando dell'Europa, adesso conosciamo i termini degli accordi fatti, però ci sorprende che ad esempio l'Inghilterra riesca a vaccinare quasi tutta la popolazione e noi non ci riusciamo ancora. E la Germania però gli acquisti anche lei separatamente fuori dall'Europa. Io direi anche come ha detto Zaia, e concordo con la Puppato, eventualmente fossero disponibili anche i vaccini russi e altri vaccini, purché siano validati a livello internazionale, però renderli disponibili magari anche a pagamento per chi se li può permettere eventualmente, ma però riuscire a dare la più ampia possibilità di vaccinazione a tutti quanti, allora, garantendo, gestiti dal Ministero. Assolutamente, no, siamo tutti d'accordo su questo. Vi faccio un'ultimissima domanda, vi chiedo di essere telegrafici perché poi dobbiamo andare dall'ordine degli psicologi per chiudere con San Valentino, perché anche il Covid ha cambiato anche, no? La gestione dei rapporti interpersonali, vogliamo fare un approfondimento su questo, quindi davvero telegrafici. Crea, parto da lei, il recovery per come è stato scritto fino adesso va gettato e riscritto? Sì, no? E se non fosse stato così non saremmo arrivati a questo punto con l'imposizione di Mattarella. Prima causa della situazione in cui ci troviamo adesso è il totale fallimento del disegno Recovery Fund. Della pianificazione, insomma, dello sviluppo di un paese. Puppato. Ci sono delle debolezze ovviamente in quella bozza che è stata riportata e che lo stesso Gentiloni, voglio ricordarlo, commissario europeo, ha dichiarato essere troppo vaga, non sbagliata, semplicemente non piena di contenuti come quelli che invece vanno assolutamente portati entro aprile, quindi non siamo in ritardo alla Commissione europea, perché saranno quelli i fondi che verranno erogati se andiamo a presentare progetti naturalmente che possono essere immediatamente cantierabili in qualche modo, anche se si tratta di riforme, dovranno essere immediatamente applicabili. Quindi penso che ci sia un lavoro già steso e voglio ricordare che sull'autonomia c'è il piano, c'è una bozza depositata di 9 punti, quindi per esempio recuperiamo tutto ciò che di positivo ha fatto il governo Conte 2, ricordando anche, se mi permette, un particolare, e cioè che è la prima volta nella mia storia che vedo i dipendenti di Palazzo Chigi sporgersi alle finestre per applaudire il primo ministro che se ne va. Sì. È noto a tutti che Conte avrà molti difetti, però è stato un primo ministro che ha lavorato giorno e notte ed era presente sempre. Devo dire che questo gli va dato merito del lavoro che ha fatto. Sono state emozionanti. No, applaudivano perché andava via. Su questo non la apriamo questa questione. Paolini, l'ultima parola è la sua, quindi la usi bene. Condivido il recovery plan va sicuramente, a mio avviso, rivisto e siamo in queste condizioni anche per come era stato posto. Responsabilità del primo ministro Conte è anche il fatto che ci fosse una condivisione più ampia sul piano. Credo e sono sicuro che Draghi saprà
saprà condividerlo e saprà giustamente implementarlo e definirlo in tutti i suoi punti importanti. Grazie allora ai nostri ospiti, vedremo ovviamente che cosa succederà, perché insomma adesso Orlando ha incontrato le parti sociali, si sta già lavorando, no? Cioè, c'è da dire che pancia a terra, che è un po' l'espressione tanto cara al presidente Zaia, pancia a terra sono già partiti a lavorare, no? In silenzio, senza grandi proclami. È d'accordo Pupazzo, cioè, senza neanche grandi proclami. Sì. Le notizie che sono uscite su Draghi, sono uscite le anticipazioni, tra l'altro anche quella sulla scuola. Approfitto per chiederle cosa ne pensa di far continuare i ragazzi a studiare fino a giugno, cosa ne pensa? È un'altra delle idee? Speriamo innanzitutto che possa essere mantenute le scuole aperte, perché insomma, il consulente che sembra più il portavoce del ministro Speranza che un consulente, Ricciardi, come ricordava Paolin, ha preventivato lockdown durissimo e quindi evidentemente questo non lascia ben prevedere anche dal punto di vista della scuola. Anche da questo punto di vista, cosa sarà della scuola? Pancia a terra sulla scuola abbiamo il ministro Bianchi, al di là di qualche gaff di congiuntivi, ma il problema è che era il primo, per carità, il problema è che era il primo consulente dell'Azzolina e non mi pare che dal punto di vista della gestione del Ministero dell'Istruzione con la ministra Azzolina e il primo consulente, cioè Bianchi, le cose siano andate perfettamente. Quindi speriamo che quel pancia a terra consenta di andare avanti, non di rimanere proprio a terra. Bianchi è stato chiamato però nel momento di difficoltà dell'Azzolina. Che ha portato poi al suo, come dire, alla sua fuoriuscita, a differenza degli altri 5 ministri che sono rimasti dentro. Io penso che si stia sottovalutando molto il tema delle varianti, che sono purtroppo molto più contagiose, come è noto, e pare purtroppo anche con maggiori rischi per la salute umana. Questo vuol dire che dobbiamo correre. Il tema di avere Draghi a livello nazionale come capo del governo credo che ci dia una marcia in più anche in questo senso, al di là di Speranza e di chiunque altro, perché se possiamo permetterci come Paese di andare dal punto di vista internazionale a chiedere una maggiore quantità di vaccinazioni anche in relazione appunto a queste varianti che stanno entrando fortemente nelle nostre regioni, ci dovrà permettere di evitare che ci sia una ricaduta pesante e che ci ritroviamo, come è avvenuto ai noi a novembre e a dicembre in Veneto, con tutte le terapie piene. Quindi ne va della salute, non c'è economia senza salute, insomma, lo abbiamo detto tante volte, lo abbiamo dimostrato. Quindi purtroppo i timori sono ancora molto forti ed è difficile poterlo negare alla luce di quello che sta accadendo. Voglio ricordare che la Germania fino al 6 di marzo è in lockdown praticamente dal 16 di dicembre, non è un caso, ecco. Quindi insomma sappiamo benissimo che stiamo combattendo una battaglia durissima e ci aiuterà in questo senso, credo, se collaboreremo sia a livello regionale che nazionale. Certo che l'autorizzazione all'acquisto dei vaccini nelle regioni è il primo vero atto o meno di autonomia da parte di Draghi. Io ho parlato proprio di approvvigionamento regionale, no? Siamo davvero curiosi di capire come si muoverà Draghi in questo senso, perché giustamente Zaia ha detto è una colpa non cercarli, non può essere definita una manovra losca il fatto che io stia cercando di portare i vaccini sul territorio. E i fornitori sarebbero d'accordo. Ci sono state delle dichiarazioni. Paolin. No, ma cercarlo è doveroso. Sì. Un ultimo passaggio anche a lei, giustamente. Ma allora, il Presidente Zaia ha detto che ci sono già accordi già intercorsi con i fornitori. Secondo me la campagna vaccinale è fondamentale sia per la scuola sia per l'economia. Quindi secondo me va data sicuramente il Ministro Draghi, credo che non potrà far altro che dare via libera a acquisti separati e alla campagna di vaccinazione che deve essere, secondo me, il punto principale adesso. Cioè,
Certo. Il nodo sarà i vaccini, perché eviteremo di chiudere le scuole e evitiamo di far fallire le nostre aziende. Grazie ai miei ospiti che insomma nonostante sia domenica, San Valentino, hanno scelto di essere presenti per questa tavola rotonda. Grazie a Fabio Crea, Fratelli buongiorno d'Italia. a tutti, buona domenica. Laura Puppato, Partito Democratico, grazie anche a lei. Arrivederci. E Giuseppe Paolin per la Lega Nord, grazie e buona domenica. Grazie, buona domenica. Allora, torniamo, ora cambiamo decisamente argomento e parliamo di San Valentino. Allora io chiedo alla regia di mandare in onda il servizio con l'inchiesta di San Valentino, con le voci della gente che noi amiamo ovviamente sempre ascoltare, per capire un po' che tipo di San Valentino è questo ad un anno dalla pandemia. Sarà perché domani San Valentino, sarà per il freddo e le mascherine, ma oggi era davvero difficile incrociare qualche coppia che si mostrasse di essere tale. Pare questo insomma l'amore al tempo del Covid, dove però almeno tra i banchi tutti hanno la loro formula per riaccendere la passione. Anche questo è un pensierino abbastanza giusto, no? Con un fiorellino vicino e anche una scatola di baci. Okay. Qual è il frutto proibito di San Valentino? La fraulina, la fraulina! Esiste un pesce afrodisiaco per San Valentino? Certo. Le ostriche. Abbiamo le ostriche. Qual è la spezia afrodisiaca per San Valentino? E cambiare donna ogni 15 giorni. I fiori sono tutti belli, vanno tutti bene, ma qualcosa di rosso deve esserci sempre. Questo vale per la moglie o per la compagna, per l'amante? Oddio, non entro in merito, ho già fatto qualche gaffa, mi fermo qua. Poi ci sono i giovani innamorati. Festeggeremo stando assieme, quello è quello che conta. Che cosa si aspetta per domani? Andremo in spa a festeggiare. Sono aperte. Sono i fiori di San Valentino? Sì, esatto. Per chi sono? Per la mia ragazza, però non è lei. Ai 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 ai. Che ci sia la voglia di sorridere dell'amore ce lo ricorda anche uno degli alpini ai varchi del mercato. Festeggia bene. Con la penna sempre dritta, perché l'alpino ha sempre la penna dritta. Ma la vera formula è quella collaudata da mezzo secolo. Qual è il segreto? È volersi bene. Dopo 50 anni? Sopportarsi, cosa dice lei? Sarà, ma alla fine San Valentino è sempre San Valentino. Lo sa bene anche chi è venuto qui dall'estero, capendo che l'integrazione passa anche per un mazzo di rose. Ho imparato da voi altri a rigare le rose. Sarà per me il Mario. Grazie, ciao. Io saluto e ringrazio la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Ci dispiace non averla collegata via Skype, però siamo almeno riusciti a raggiungerla telefonicamente, perché dottoressa volevamo un po' capire come ha stravolto l'amore questo coronavirus e quindi che San Valentino sarà quello di oggi. Buongiorno Anna, buongiorno. Scuso per il mancato collegamento. Direi che sarà un San Valentino sicuramente unico, perché il coronavirus ha rallentato i tempi, ci impedisce di fare tutte le cose alle quali eravamo abituati, però ci ha dato anche l'idea che tutto può essere all'improvviso limitato e quindi dobbiamo godere dei momenti che abbiamo ancora a disposizione. I riti in questo ultimo periodo, quello del Natale, della Pasqua dell'anno scorso, sono stati limitati e quindi alcune giornate possono essere assaporate anche più di prima. Quindi secondo lei ci ha aiutato insomma, a capire anche il valore della persona che abbiamo accanto, la sua importanza, proprio perché tutto il resto, l'amicizia magari oppure lo sport è stato in qualche modo soffocato? Direi che può aiutare come una lente di ingrandimento, può aiutare a vedere se la persona che abbiamo accanto c'è veramente accanto, perché in questo momento possiamo fermarci, guardare veramente negli occhi le poche persone che abbiamo vicino. Possiamo anche accorgerci se questa relazione in questo momento era fondata magari su fondamenta non solide, quindi ci dà l'occasione per verificare se dobbiamo mettere più impegno nelle relazioni nelle quali stiamo vivendo. Senta, c'è stato un boom di separazioni e divorzi nel 2020, l'abbiamo raccontato. Secondo lei la pandemia è responsabile di questo?
non è la pandemia in sé che è responsabile di questo, la pandemia è un po' come il terremoto che fa le crepe nelle case. Le crepe sono il segno che le case non erano state costruite a dovere, quindi la pandemia appunto ha portato a luce le crepe nelle relazioni che già erano fragili. Il boom delle separazioni, tra l'altro, nel breve termine può anche essere dovuto a un artificio statistico, perché molte separazioni, molte pratiche sono state sveltite nell'online, quindi dovremo vedere anche nel lungo periodo. Storicamente nei momenti di crisi le persone stanno ferme, non prendono delle decisioni, quindi se più separazioni ci saranno forse può anche essere un segnale che le persone si sono guardate più dentro e hanno preso delle decisioni. Prendere delle decisioni io non lo vedo mai come qualcosa di negativo, vuol dire non essere preda della paura. Bisognerà vedere nei prossimi anni se effettivamente questo trend sarà in aumento. Potrebbe essere anche un segnale che la crisi economica non spaventa, perché ricordiamoci che per separarsi saranno delle risorse sia economiche che psicologiche. Senta, approfitto della sua presenza per chiederle un commento ad una notizia che è apparsa, sempre stata battuta dall'ANSA in mattinata: trauma da pandemia, a rischio un italiano su 3 più le donne. Qui ovviamente stiamo parlando di situazioni di stress molto pesanti, no? Cioè gli effetti del Covid sulla psiche delle persone. È una cosa che abbiamo già analizzato anche insieme in precedenza. Ci dà qualche chiave per difenderci, per non so, la richiesta di aiuto, piuttosto a un modo per provare a reagire? Cioè se percepiamo che c'è qualcosa che non va, che davvero la nostra psiche è sotto pressione, che cosa possiamo fare, dottoressa? Sicuramente siamo in una situazione di stress prolungato. Io non condivido quasi mai gli allarmi, perché sono più orientata nel cercare quali sono le soluzioni. Questo stress prolungato sicuramente pesa su tutti noi, ma se diventa una ferita dobbiamo considerare anche che le ferite sono delle feritoie, ovvero delle finestrelle attraverso le quali guardarci dentro e vedere che cosa c'era già che ci portavamo dentro di carico eccessivo. Quindi se lo stress da pandemia ci risulta troppo pesante, che cosa non andava già nelle nostre relazioni, nella nostra organizzazione quotidiana? So che lo stress in questo momento incide soprattutto su chi ha delle difficoltà o delle preoccupazioni economiche, o chi deve sostenere anche i bambini, gli anziani, le persone che ha intorno. Magari il carico emotivo può essere eccessivo, ma con chi possiamo condividere questo carico emotivo? Quindi è importante attraverso queste feritoie fare un'analisi di quali sono le cose che ci pesano di più e a chi possiamo chiedere aiuto, e prendere l'occasione per chiedere aiuto appunto per ristrutturare queste case che se cominciano ad avere troppe crepe forse non erano state costruite in maniera solida. Grazie dottoressa, grazie per questo passaggio in questa domenica di San Valentino. Grazie e buon lavoro a lei. A lei. Arrivederci Anna. Arrivederci. Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Noi abbiamo terminato questa diretta, sapete che la domenica le dirette di Antena 3 terminano alle 13:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia, non mancate l'appuntamento delle 19:30 con il TG di Treviso. Arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Grazie all'alta pressione avremo un tempo asciutto e stabile, ma sarà una domenica piuttosto fredda a causa di correnti gelide che continueranno ad affluire sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra un tempo decisamente buono, a prevalere sarà il sole e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà totalmente sereno e sgombro da nubi ovunque. Venti di Bora in attenuazione, ma temperature che saranno ancora piuttosto rigide, minime ampiamente sotto lo zero, di giorno invece si attesteranno tra i 4 e i 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso. Anche qui tanto sole vedete su tutti i settori, senza precipitazioni, cielo terso e limpido.
Temperature minime tra -1 e -7 gradi, massime invece sui 5-6 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, piogge assenti, non cambia il tempo, anche qui infatti sarà asciutto, stabile e anche ampiamente soleggiato. Temperature minime intorno ai -8 gradi, massime sui 3 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976 al vostro servizio con professionalità e cortesia.